Allenamento che va a completarsi, riottosità per Ines Mami che non prende il trotto, macchina che accelera. E si parte con la velocità dall'esterno di Irma Jump che poi galoppa e così va il comando Ituma che si staglia nettamente nei confronti di Icaro Mark che cerca di scendere numero seconda 5 Irma Jump squalificato. Velocissima dalla seconda fila Isla Moradabi che punta in avanti sulla curva Ituma al comando nei confronti di Icaro Mark. Avanza di fuori Isla Moradabi al completamento dei 200 metri in un comodissimo 16,3. Isla Moradabi chiede e ottiene strada. E così sotto alle tribune Isla Moradabi in vantaggio nei confronti di Ituma. Allo scoperto prova a risalire in gol. Terza la corda è Icaro Mark che precede Incanto di Grillo. Poi ancora lungo lo steccato Impeto Black con al suo esterno Istante Zac, poi Impeto Bello e Ines Mami. 45,8 i primi 600 metri di corsa da parte di Isla Moradabi che guida il gruppo. All'esterno c'è Ingol, alla corda Ituma che precede sempre Icaro Mark. Incanto di Grillo va a fare la seconda pariglia distante Istante Zac che cerca di andare a prendere la scia di Ingol. Il primo giro passato in 1,1 sul piede dell'1,16 e i 1000 metri iniziali, quindi la metà gara in 1,16,5. Si viene al passaggio sotto alle tribune con sempre a menare le danze la favorita Isla Moradabi che guida nei confronti di Tuma e di Icaro Mark. Quando siamo a un giro dalla conclusione, 15,5 sotto le tribune, 1,32,1 i primi 1200 metri di corsa. Isla Moradabi in vantaggio, alle sue spalle sempre Ituma, poi Icaro Mark, Incanto di Grillo, mentre è calato drasticamente in gol che finisce anche con lo numero sbagliare. 10 Accelera in gol squalificato. Prova a staccare i rivali, all'esterno ha spostato Icaro Mark che cerca di raggiungere la battistrada. Retta opposta alle tribune passata in 15, Isla Moradabi in vantaggio, Icaro Mark che prova ad attaccarla. Sull'ultima curva Isla Morada che cerca la difesa da Icaro Mark che insiste con decisione all'esterno, poi Ituma e quindi Incanto di Grillo. La retta d'arrivo per Isla Moradabi che è in vantaggio sotto la minaccia di Icaro Mark, poi di dentro Ituma, Icaro Mark che passa, Ituma in open stretch, Ituma che passa e viene a vincere nei confronti di Isla Moradabi al terzo Icaro Mark. 1,17 il doppio chilometro allo speed. Ituma e Giuseppe De Filippis vengono a vincere questa quarta corsa. Giuseppe De Filippis che è anche allenatore del figlio di Maraja Eulena Carra che porta in pista i colori della scuderia Picchio Banana. Successo in open stretch di Ituma che batte Isla Moradabi e al terzo Icaro Mark.